Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Civil, le chiacchierine. Allora, come state? Come va? Come vi sentite? Come state affrontando queste giornate, questo freddo? Eh, Oggi qua ha fatto per la prima volta veramente un freddo incredibile. Comunque, allora, vi ricordo come sempre alcune cose prima di cominciare. Vi comunico che abbiamo concluso finalmente il lavoro sull'ebook Abbondanza radionica, dunque in questo momento è pronto per tutti coloro che lo acquisteranno ad essere personalizzato con appunto la rata radionica e le informazioni del testimone appunto di ciascuno di coloro che lo prenoteranno. Dunque vi ricordo che l'ebook ha un costo di 75 euro, ma lavora su tantissimi fronti e io sono veramente entusiasta, penso che sia un buon lavoro con un tocco in più. Dunque, regalatevi l'abbondanza per Natale. Allora, bene, detto questo, vi ricordo come porre la domanda, così che eh, anche per i nuovi, sono sicura che gli affezionati del canale lo sanno già ormai, questa tiritera all'apertura del video, della diretta, ormai la conoscono a memoria, potrebbero dirvela voi, però lo dico per tutti i nuovi che si sono aggiunti. Dunque, per porre la domanda dovete mettermi il vostro nome, una domanda precisa, la data di nascita vostra, mi raccomando, nome e data di nascita. Non mi interessa il segno zodiacale, quello lo vedo da me dalla data di nascita, dovete darmi la data, perché è possibile che esistano delle persone con lo stesso nome e cognome, dunque a livello vibratorio, non conoscendo io i miei interlocutori, potrei agganciarmi alla scia di un qualsiasi Pippo Pluto Paperino, dunque meglio più dati ho e più è possibile che io riesca a darvi una risposta attendibile. Fermo restando che in sede di consulto privato, che vi ricordo ha una durata di 45 minuti e un costo di 20 euro, possiamo approfondire da più prospettive e chiaramente con più strumenti. Dunque non esitate a contattarmi se vi interessa un approfondimento con me, ma torno a descrivervi come si deve formulare la domanda, dunque il vostro nome e la vostra data completa, la domanda chiara, niente doppie opzioni, e il nome e la data di nascita anche di qualcuno, eventualmente se mi fate la domanda sul fidanzato, l'amica, il collega, quello che è, mettetemi anche il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Benissimo, detto questo, ringrazio intanto sentitamente il Marietto che dalla regia sta predisponendo il lavoro in modo che quante più persone possano raggiungerci. Adesso passo a fare i saluti. Sì, Marietto, sentitamente, sai, bisogna essere formali. Allora, saluto Giuseppina, Daniela, Chiara, Deborah, Eloisa, Roberta, Marietto, scusa, Tiziana, Barbara, Deborah l'ho salutata, Marisa, Cinzia, Maria, Cira, Roberta l'avevo salutata, Coman, no, Mioara, che nome particolare, e Giusy. Per ora questi sono gli amici che hanno scritto e hanno lasciato il loro saluto, qualcuno ha anche messo la domanda, dunque io direi di cominciare a rispondere. Ormai le cose, le istruzioni ve le ho date, vi ho detto anche dell'ebook, insomma c'è tanto materiale, comunque vi invito ad andare a visitare il sito www.ilcapitano.altervista.org e di andarvi a scaricare tutto il materiale gratuito
che abbiamo messo negli anni a disposizione per cominciare il Marietto, poi mi sono aggiunta anche io nel tempo e abbiamo messo comunque su tantissime cose totalmente gratuite, con le quali potete già cominciare a dare qualche aggiustatina alla vostra vita, fermo restando che noi ci siamo, Marietto e io siamo presenti per chi volesse appunto aiuto da parte nostra, visitate anche la sezione shop per vedere i nostri servizi. Allora, Daniela Vecchione, ciao, volevo sapere se Domenico 14 giugno 86 e Stefania 10 novembre 79 si lasceranno. Ok, vediamo se questi due, Stefania e Domenico, si lasceranno. Vediamo un po'. Sospiri, superbia. È una coppiata che lascia intendere un allontanamento a causa di rivali, di altre persone. Ops, mi è caduta una carta che tanto comunque avrei girato. Amico, amica. Allora, cominciamo con la prima linea: nemico, malinconia, stanza, costanza amatrice. Allora, è una linea un po' una via di mezzo, non è né bella né brutta, però è chiaro che qualcuno ha creato delle insidie, delle difficoltà. Infatti vedi che c'è l'opera di un qualcuno che ostacola o che cerca di ostacolare e che comunque c'è la carta della malinconia, dunque anche se non è detto che qualcuno in carne e ossa abbia cercato di ostacolare, è possibile che nel passato Stefania e Domenico abbiano avuto dei momenti già difficili o che comunque c'è stato un cambiamento non tanto positivo che ha portato anche malinconia nei confronti di un tempo passato magari migliore di quello che stavano avendo in quel momento. Però qui sembra proprio che nonostante le difficoltà loro due abbiano superato un po' la situazione. Qui c'è una matrice, dunque o si tratta di Stefania o si tratta di una donna del passato. Comunque al presente c'è una nemica tra loro o comunque qualcosa che ancora, o qualcosa o qualcuno che ancora come in passato cerca di allontanarli o di creare qualche difficoltà, qualcosa che possa eh, in qualche modo ostacolo anche con i pettegolezzi, a chiacchiere, no? In qualche modo cercando di condizionare, ma devo dire che mi sembra che reggano al presente, non vedo una rottura e nemmeno la vedo nel prossimo periodo, mi sembra difficile con carte così belle, dunque diciamo che se c'è anche qualche ostacolo riusciranno a mettere insieme i pezzi, perché comunque ci sono tutte situazioni dove in ogni caso cercheranno di mettere a posto le cose, vedi che c'è anche qua la scelta la scelta di restare in coppia o comunque di conservare la loro relazione, questa è una carta di mantenimento. E addirittura potrebbe esserci una proposta in più nel prossimo periodo, però questa carta è ambigua, può essere sia positiva sia negativa, messa lì. Dunque, non so, però devo dirti che non penso chiudano, che ci sia un grande cambiamento, vedi c'è anche la carta della morte, vecchia signora, però le altre carte sono positive, dunque o faranno tutto talmente serenamente che non ci saranno strappi ed allora magari chiuderanno, ma in fondo sono felici tutti e due diversamente, oppure penso proprio che non si lasceranno, da quello che ho visto, nonostante la carta della morte qui
le altre carte sono troppo positive per dire che possano chiudere, oppure sarà lei a cambiare qualcosa, la Stefania. E questo porterà qualcosa di positivo nella coppia. Non vedo che qualcuno vorrebbe che loro si lasciassero, ma non vedo che lo faranno nel prossimo periodo. Dunque, scusate, vediamo di fare un po' di spazio. Allora, passiamo alla prossima domanda. La domanda di Barbara. Vedo che nel frattempo si sono aggiunte altre persone, Rosi, Rosalba, Antonio, Vicky, Emilia, Alessandra, Manuela, Franca. Sì, allora invito i nuovi a porre la domanda perché tenderò a rispondere alle persone nuove piuttosto che le persone a cui ho già dato risposta. Per Galateo diamo spazio a tutti di avere una risposta gratuita anche loro. Allora, Barbara, volevo sapere se Francesco, 12 settembre 84, si rifarà sentire con me. Barbara, 4 dicembre 82. Allora, sento dalla regia. Ok. Va bene, Marietto, buon proseguimento, buona continuazione. A domani. Grazie, grazie sempre. Buon proseguimento. Allora, vediamo Barbara. Francesco, 12 settembre 84, si rifarà sentire con Barbara, vediamo. Grazie Silvia. Subito quando ho visto il messaggero mi stavo esaltando, ma poi vedovo... mamma mia. Allora, intanto una linea del passato che sposa bene l'anno horribilis che stiamo vivendo. Disgrazia, superbia, lontananza, cioè tormento, dispiaceri, domestico prigione. Mamma mia. Allora, direi che non è stata una storia a lieto fine. E comunque non escludo che ci siano altre tentazioni. Al presente, ma la lettera c'è. Al presente la lettera c'è. Dunque, potrebbe esserci un'occasione. Bisogna vedere che non sia un'occasione sprecata. È un'occasione così, con la carta della leggerezza, o che proviene da lontano, o un qualcosa che comunque non vuole andare da nessuna parte, cioè è una comunicazione, diciamo, non dico fine a se stessa, ma tanto così, tanto per chiacchierare e forse anche per mettersi un pelino in mostra. Non vedo un'occasione di quelle valide o comunque che abbia una forma di solidità. Donna maritata, amica militare. E poi c'è anche la matrice, una nemica, insomma, qua è un vivaio, c'è tanta gente e vedi che c'è anche allegrezza al cuore, dunque secondo me ti devi aspettare che lui, non dico che si stia dando la pazza gioia, ma nel prossimo periodo avrà un po' di disordini, un po' di amiche, chiamiamole così. Se anche si fa sentire, vedi che nasconde poi delle cose. Ma allora, casa, speranza, vedovo, allegria. Di buono c'è che probabilmente rimpiangerà alcune cose, quantomeno l'intimità e la serenità che avevate ai tempi d'oro. Però, insomma, niente di che,
niente di che, non ti devi aspettare che venga da te disperato e distrutto. Non penso. Allora, rispondo a Deborah, mi dici se avrò il posto. 29 gennaio 70, vediamo se Deborah avrà il posto. Potrebbe essere un'occasione da cogliere al volo. Allora, penso, intanto partiamo dalla linea del passato. Artista, dunque ci deve essere stato un colloquio, o una prova, un esame, qualcosa che devi aver sostenuto, con ehm, qualche consolazione, ma anche un dispiacere. Dunque forse l'esito non è stato proprio quello che speravi. Vedi che poi c'è la carta del nemico, dunque alcune cose non si sono messe di traverso, come se nonostante il colloquio o la prova positiva, poi non ha avuto l'evoluzione che avresti voluto e vedo un'attesa, comunque un'attesa positiva alla fine della prima linea. Militare, amatrice, costanta e consoante sorpresa. Beh, con un po' di determinazione, mh, è possibile che tu ottenga un risultato, un successo, perché ci sono ben 2 carte positive di realizzazione, Dunque, secondo me, ehm, non è tanto distante questo successo, questa realizzazione. E infatti vedi che c'è ti vedo felice, come se, stesse proprio per cominciare qualcosa di nuovo, vedi una cosa da festeggiare, un incontro con una persona che è un datore di lavoro con cui potresti trovare appunto un ottimo accordo, Dunque, secondo me sono carte molto positive. Però c'è questa carta qua. Questa mi fa pensare che o c'è un qualche ostacolo non visto bene, o magari l'accordo lavorativo potrebbe essere ridotto, cioè i guadagni potrebbero non essere proprio sfavillanti, magari ti coglierà, non dico alla sprovvista, ma magari non sarai tanto contenta o c'è qualche aspetto che dovrà essere messo in chiaro in modo più trasparente. Diciamo che potrebbe anche essere che invece questo lavoro ti porti a conoscere qualcuno e crei poi dei contesti complicati. Allora, l'esito superbia, vedovo, dottore ammalato, comunque è un esito un po' così, ci sono delle cose da sistemare, da mettere a posto. O mi sta dicendo che sei attualmente molto preoccupata, perché hai chiuso una qualche situazione e dunque sei preoccupata perché vorresti metterla a posto e non sai come si metterà, oppure può anche essere che ci sia poi sì un avvio, ma un qualche rimpianto, che poi non sarà così facile o che nonostante tutta questa evoluzione alla fine non si rivelerà quel granché. Mh. Staremo a vedere, comunque Deborah ti auguro ogni bene e ti auguro che vada bene. Andiamo avanti. Cinzia. Ma Cinzia, io ti ho già risposto, dunque darei un attimo spazio anche a qualcun altro, perché non è tanto che ti ho risposto. Allora, Roberta, un porto con rosario. Allora, anche tu mi sembra, no,
Mi sembra di averti già risposto in passato, non ne sono sicura. Di te non sono tanto sicura perché alcuni nomi ci metto un po' a focalizzarli, però veramente gentilmente vi chiedo se avete già avuto risposte di recente, per favore, proprio anche nei confronti miei, che ho bisogno e piacere di farmi conoscere anche da altre persone, gentilmente lasciate che anche gli altri abbiano il loro spazio, la loro possibilità. Allora, questa è caduta. Gran Signore. Allora, vediamo Roberta e Rosario. Allora, sto cercando di inquadrare bene, devo aver messo il PC su qualche cavo perché mi gironzola appena lo tocco. Ecco, ora è più stabile. Ok, Roberta e Rosario. Allora, ci vorrà un po', l'esito è positivo, però devo dire che c'è tanta gelosia, ci sono delle cose nascoste, ci sono state delle bugie. Attualmente, vedi, Imeneo, costanza, pensiero e nemico. Allora, al momento il rapporto sembra, diciamo, in un attimo di stabilità, un attimo di dove sembra che abbiate trovato un attimino, almeno di recente, un po' di calma, però secondo me tu hai proprio il pensiero che ci sia di mezzo, che ci siano dei pericoli, delle circostanze, non ti vedo tranquilla, vedi che hai un pensiero così? Artista, prigione, gran signore. Mm, Ho la sensazione che comunque la situazione, a parte che qui compaiono alcune figure, dunque potrebbe non essere solo Rosario, potrebbe anche subentrare qualcuno, però quello che ti voglio dire è che vedo un blocco nel prossimo periodo, come se, anche se in questo momento le cose sono più o meno positive e tu fai fatica a fidarti, ad abbassare la guardia, mi sento di dirti che fai bene. È vero che qua compare come gran signore, però guarda le carte dopo. Amore, ladro, morte. C'è un qualcosa che cambierà. Non so se il tuo atteggiamento di diffidenza lo bloccherà o in qualche modo sì, lo bloccherà. Però qua c'è un qualcosa, vedi? La carta dell'amore da sola non basta, qua c'è qualcosa che parla dell'arrivo di qualcuno che cambierà tutto. Allora, o può voler dire che arriva qualcuno per te, che non è Rosario, e che questo veramente cambierà tutte le cose per te. Come può anche voler dire, visto il risultato, che sì, può essere che arrivi questo qualcuno, ma che tu poi decida di restare con Rosario. Oppure ancora che questo qualcuno invece farà sul serio con te. Non lo so, in ogni caso ci sono troppi sconvolgimenti e non ti vedo tranquilla, ti vedo sempre in pensiero. E poi questo non mi piace tanto. C'è un qualcosa che deve succedere, arriverà un'altra persona. Andiamo avanti. Rispondo a Mioara. 15 dicembre 67. Vorrei sapere se riuscirò a comprare un appartamento nei mesi che verranno. Grazie mille. Allora, vediamo se Mioara riesce
Io non so se si pronuncia così, mi scuso, non voglio, io la leggo all'italiana, mio ara, così. Allora, vediamo se compra l'appartamento nei prossimi mesi, 15 dicembre 67. Sapete, con Urano nel Toro, quest'anno compre e vendite di appartamenti saranno anche improvvisi e potreste trovare all'improvviso la casa che vi piace o all'improvviso decidere di vendere, comunque ci sono dei cambiamenti, poi chiaro dipende anche dal settore, dipende da altre cose ovviamente che sono di natura personale, però di sicuro è un periodo dove gli immobili sono sotto l'influsso, così come tutto il secondo settore o il segno del Toro, sono sotto l'influsso appunto di Urano, che porta questo clima di instabilità, di repentinità, di cambiamenti improvvisi. Allora, l'appartamento per mio Ara, vediamo un po'. Allora, gran signore ammalato. Allora, mm, magari nei prossimi mesi, non so se tu l'hai già individuato questo appartamento, però da quello che vedo, Messaggero, Imeneo, dunque una proposta, un qualcosa c'è stato, però vedi che c'è della confusione, o comunque qualcosa ti ha costretto a dover contare bene, riflettere bene. Dunque, devo dire che nel passato non vedo la finalizzazione. Giustamente, se mi stai chiedendo se lo comprerai, è chiaro che non può essere avvenuto, altrimenti è già finita la domanda. Allora, malinconia, disgrazia, allegrezza al cuore, amica. Allora, o tu stai perdendo le speranze sulla possibilità che si possa veramente realizzare questo tuo sogno, o comunque è un periodo dove deve essere capitato un imprevisto, o sta per succedere un qualcosa che magari tu temi che accada e che effettivamente magari accade, ma accade in una misura che comunque non sarà gravissima, nel senso che potrai gestirla in qualche modo, addirittura ci saranno due possibilità, due strade e in questo ti potrà aiutare una persona a te cara o che ti ascolterà, in qualche modo c'è un qualcosa che potrebbe sbloccarsi. Stanza, ladro, conversazione. Dunque, qui o bisogna trovare un modo un po' non ortodosso, diciamo così, oppure c'è la possibilità che magari l'appartamento che piace a te potrebbe essere oggetto di interesse anche di qualcun altro. Però dottore, donna di servizio e lettera sembrano comunque due carte che dissipano tutte le difficoltà precedenti, due o tre carte che dissipano le difficoltà precedenti e che permettono l'arrivo di una notizia. Amante, giovane fanciulla, ammalato Costanza. Dunque, con non poche perplessità, perché ammalato fa capire che ci saranno delle forti, grandi preoccupazioni, però ce la potrai fare. Dunque, l'esito alla fine è positivo, vedi che c'è una proposta, no? Queste sono le carte di una proposta che comunque riguarda l'avvenire, con grandi preoccupazioni, ma c'è la fortuna, cioè nel senso, scusa, non è la carta della fortuna, è la costanza, dunque c'è comunque un esito positivo. Solo che non è subito, devi avere pazienza. Allora, rispondiamo. Rosy, ci sei pure tu, ma io la tua domanda non la vedo, se no non ti avrei saltato. Però visto che dici che ci sei pure tu, vado a cercare dove mi hai scritto la domanda.
Non la vedo. Grazie Ionela. Sì, allora non so se sapete, ma alcuni lo sanno, che è stato pubblicato il libro dove ho, come dire, dato degli strumenti per lavorare in modo magico con la radionica. Il libro, io ancora non c'ero nella versione cartacea, devo chiamare il mio editore che qualche 20 giorni fa aveva provato a chiamarmi e io poi mi sono dimenticata di richiamarlo, ma io sinceramente non sapevo, non ci credevo neanche più che sarebbe stato pubblicato, perché me ne ero proprio dimenticato. E poi l'ho scoperto da una ragazza che sta facendo un percorso con me, mi ha fatto una foto di una pagina per dirmi era questo quello che mi stavi dicendo prima durante la lezione. E io le ho detto sì, ma qual è quel libro? Perché dicevo, caspita, ma quella lì, quella persona che ha scritto quel libro, ha scritto le stesse cose che dico io, cavoli, ma allora c'è qualcuno che è arrivato alle mie stesse cose. Ma di chi è quel libro? E lei mi ha detto, è tuo. Ah! Ho fatto, ancora non l'avevo capito, ho detto guarda che carina, se l'ha impaginato tutto bene col numero di pagina. E poi mi ha fatto la foto della copertina, è stato così che ho capito che era uscito il mio libro. Vabbè, raccontato questo aneddoto, vado a rispondere. Purtroppo Rosy, c'è solo scritto che ci sei pure tu, non so se avevi fatto una domanda o era solo per salutare, comunque a questo punto rispondo a Rosalba. Sì, buonasera, io non riesco a capire la domanda. Io 22 agosto 57 riuscirò, avrò C, 15 settembre 55. Non riesco a risponderti. Per me C è una vibrazione troppo generica. Dovete mettermi il nome e la data, nome e data. Allora, Vicky, rispondiamo a Vicky. Valentina, 12 febbraio 90, da poco ho iniziato un lavoro, mi troverò bene? Vediamo il lavoro per Valentina, 13 febbraio del 90. Gran signore stanza. Sembra una buona premessa. Mm. Allora, conversazione, imeneo, nemico, lettera, gelosia. Allora, dunque, o questa è la carta che parla di un colloquio che poi come dire, è stato finalizzato con un contratto, con un qualcosa di ufficiale, perché questo, la carta dell'Imeneo, parla delle cose ufficiali, no? Dunque, la stipula di un contratto, di un accordo, però ecco, nemico, lettera, gelosia. C'è già un qualcosa così così nella linea del passato. Non so cos'è che ti possa aver messo inquietudine o che tipo di comunicazione ti sia stata data nel passato, però c'è tra nemico e gelosia, oddio, può anche non essere questo lavoro, può essere un lavoro del passato, attenzione perché questa è una linea del passato. Dunque c'è stato forse un qualche clima particolare sul lavoro precedente o nel passato recente. Al presente malinconia, vecchia signora, omaggio di preziosi e donna di servizio. Allora, io non so se ti manca un lavoro vecchio o una persona con cui collaboravi in passato, qualcuna che poteva essere magari un po' più grande di te, che ti ha aiutato, eccetera. Però
c'è un po' questa situazione, magari ti manca un lavoro che hai fatto, che ti piaceva, però intanto ti stai dando molto da fare su questa nuova opportunità, questa nuova occasione. Io penso che comunque avrai delle soddisfazioni, potrebbe anche essere che tu riceva le avance ma le avance non in senso negativo, un corteggiamento da parte di o di un collega, di un qualcuno che comunque non è necessariamente del posto, potrebbe essere qualcuno che arriva da fuori o che potrebbe anche solo essere un flirt, oppure comunque potrebbe anche essere la proposta, attenzione, non per forza il flirt di un collega per te, ma potrebbe anche essere la proposta di lavorare magari in un'area collegata con l'estero o a contatto con posti un po' più lontani o qualcosa che potrebbe essere anche solo temporaneo, no? Che però è fortunato. Cioè, io non sto vedendo brutte carte, anzi, c'è una gran consolazione, dunque un qualcosa che ti farà molto piacere, no? Il viaggio, dunque, potrebbe essere che per lavoro dovrai spostarti, dovrai viaggiare, magari questa proposta di lavorare con l'estero o con qualche posto lontano potrebbe essere addirittura che ti viene proposto un trasferimento. Comunque sono carte tutte positive, è positivo anche il clima di collaborazione che c'è, in particolare un collega potrebbe essere. Allora, attenzione perché falsità, dispiacere, dunque diciamo che potrebbe anche essere che, come sempre, come spesso, sempre non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ma spesso succede che sul posto di lavoro nascano delle gelosie, delle falsità, delle ipocrisie, potrebbe anche essere nel tuo caso. Però stanza e riunione mi sembra invece comunque, a prescindere e trascurando questo dettaglio, un qualcosa di molto positivo per te. Dunque, magari fatti scivolare addosso certe cose, perché secondo me è una buona opportunità. Vedi che c'è la riuscita, dunque in bocca al lupo, Valentina.